Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti coloro che mi stanno seguendo. Questa sera avremo un ospite molto importante che è il presidente di Confartigianato Friuli Venezia Giulia. Adesso lo chiamiamo immediatamente nella stanza. Vi ricordo che potete seguirmi sia su questo profilo Facebook sia sul profilo YouTube. Eccoci qua, benvenuto a Graziano Tilatti, sono molto felice di averti qua stasera. Grazie del tuo invito. Allora, di stare con voi. È un vero piacere perché questa sera cercheremo di approfondire, perché poi l'argomento è molto vasto, un po' l'economia e un po' la situazione anche delle imprese artigiane nel nostro territorio in Friuli Venezia Giulia. Mi piace partire un attimino dalla storia della tua impresa, della tua azienda. Ho letto un pochino che tutto è partito dall'estero, dalle capacità che ha avuto tuo padre Rinaldo Tilatti, che è partito da Garzone presso l'impresa Giaiotti di Ziracco, e poi abbinando anche l'impegno dello studio è riuscito a creare la sua impresa, che oggi conosciamo, ormai un'impresa affermata e conosciuta in Friuli Venezia Giulia. Il primo intervento risale agli anni 60, praticamente c'è stato il primo intervento, la prima palazzina cividale del Friuli. Poi l'impresa Tilatti comunque si è fatta conoscere anche con il terremoto, con notevoli interventi, molteplici interventi che sono stati fatti nella nostra regione, per arrivare naturalmente ai giorni nostri, che ormai tu sei il presidente di questa azienda e naturalmente a fianco tuo c'è anche tuo figlio Paolo, e quindi una bella realtà diciamo conosciuta ormai e affermata in Friuli Venezia Giulia. E poi tu hai un ruolo importante, che appunto sei presidente di Confartigianato Friuli Venezia Giulia. La prima domanda che mi viene in mente, diciamo, è questa, che sicuramente tuo padre ha cominciato da Garzone, si è molto impegnato. Oggi come oggi, un ragazzo che voglia effettivamente investire, lavorare e fare altrettanto, può farlo? Cioè, ci sono le condizioni per poter fare? Beh, guarda, io vorrei immaginare che fosse possibile anche oggi, però credo che sia possibile anche oggi, ma le condizioni socio-economiche, diciamo, sono completamente diverse. Anche perché mio padre lo diceva sempre con orgoglio, che al di là della sua voglia di fare, determinazione e capacità, ma se nel suo cammino non avesse incontrato delle persone che l'hanno aiutato prima nell'apprendimento dei fondamentali del suo mestiere, poi l'hanno fatto crescere anche, diciamo, mandandolo a frequentare dei corsi di disegno, perché mio padre aveva fatto la quinta elementare ed quella era il massimo in quel momento consentito a un ragazzo che veniva da una famiglia di agricoltori. Quindi poi dice che nel suo percorso poi professionale ha incontrato tantissime persone, professionisti e committenti, che l'hanno aiutato in questa crescita. E questo, dice, oggi forse sarebbe un po' difficile, perché ha incontrato committenti che hanno scommesso su di lui, dei professionisti che gli hanno dato fiducia quando da Garzone, in questa azienda di Ziracco, poi che ha chiuso perché è mancato il titolare. Mio padre ha chiuso i cantieri che avevano in corso, poi va in un'impresa grossa dove incontra alcuni professionisti che lo segnalano all'impresa e lo valorizzano. Da lì poi fino agli anni realizza diverse opere come capo cantiere con questa azienda, poi nel 1953 fa un salto di qualità e anche qui aiutato sempre da questi professionisti, da committenti che gli hanno affidato dei lavori, diciamo anche aiutandolo finanziariamente. Lui di questa cosa andava molto fiero e dice che nella sua vita ha incontrato, è stato fortunato perché diceva 50% delle persone ti sono amiche, 50% non ti sono amiche, e quindi dice se incontri quelle che non ti sono amiche la fortuna non basta. E quindi
E questo, poi la sua capacità e determinazione, la conoscenza, poi avendo fatto un garzone con delle persone che gli avevano veramente gli avevano insegnato il mestiere, e poi e con la sua determinazione poi con i sacrifici ce l'ha fatta, ma era anche un contesto socio-economico che era tutto in crescita. Si veniva dalla grande distruzione della seconda guerra e quindi il lavoro c'era la necessità, c'era la grinta di tutta la società, perché volevano tutti lasciarsi alle spalle la tragedia e la miseria. Quindi io credo che oggi, diciamo, ci vuole la determinazione, la conoscenza, la capacità, ma oggi quegli elementi che hanno aiutato mio padre e la mia famiglia a crescere, oggi non li trovi, non sono merce rara all'interno di questa società, anche perché il livello, devo dire che è cresciuto il livello scolastico, ma è sceso il livello culturale in questo periodo, perché tutti siamo poco propensi all'ascoltare, alla sussidiarietà locale. Pensi che al mio paese, diciamo subito dopo la guerra, tutti gli operai, in particolare quelli che lavoravano nel settore dell'edilizia, si sono fatti la casa nuova o se la sono ristrutturata con la banca del tempo, che oggi viene spiegata viene presentata come una novità. Invece all'epoca gli operai si scambiavano l'aiuto e quando uno costruiva andava a aiutare, e così i paesi sono rinati e l'economia è ripartita. Io credo che avremo bisogno di una fase simile per poter ripartire in questo momento, dove dovremo cancellare il fardello burocratico e quel carico, non dico tornare a quelle condizioni di lavoro, ma semplificare la vita a chi vuole mettersi a fare l'imprenditore. Sono d'accordo. Senti, venendo un attimino anche alla situazione attuale legata al Covid, questa situazione, appunto, questa pandemia, innescherà secondo te dei cambiamenti strutturali nei settori monitorati da Confartigianato, e se sì, quali sono questi cambiamenti che ci si può aspettare? Positivi. Già sin dall'inizio si è capito che questa pandemia, questo nemico invisibile sicuramente avrebbe cambiato i processi produttivi, gli approcci, il mondo delle relazioni. E tutta quell'economia come la nostra, che era legata diciamo al servizio alle persone, ha dovuto subito reinventarsi, perché non dimentichiamo che in quel momento particolare di difficoltà a seguire l'8 marzo, diciamo, migliaia e migliaia di artigiani hanno continuato a fare il loro lavoro con le loro aziende, perché ad esempio la distribuzione dei generi alimentari, l'assistenza nelle famiglie per gli impianti di riscaldamento, gli impianti elettrici, tutto quella che era la manutenzione ordinaria e straordinaria, e il mondo artigiano ha continuato ad eseguirlo. Per fare ciò aveva un problema in più, diciamo, quello di tenere aperta l'azienda, sapendo che alla fine della giornata il fatturato non era sufficiente a coprire i costi. Ma la seconda, ancora più importante, era rispetto il timore di un contagio, del contagio che magari andando nelle famiglie o girando, che potesse essere portato o subito durante questi interventi. Quindi subito si sono inventati dei protocolli di sicurezza, a parte l'uso delle mascherine, ma di lavorare in un certo modo, cioè un processo lavorativo inventato nell'emergenza, che oggi nella gestione quotidiana, perché ormai, diciamo, noi avevamo il desiderio, l'aspirazione che tutto ciò terminasse con la riapertura del 18 maggio, ma in realtà tutti sapevano che qualcosa sarebbe ritornato. E ad esempio è esemplare il modo in cui affrontano, ad esempio, i barbieri, i parrucchieri,
cioè l'approccio con le persone, la sanificazione, l'uso di maschere, tutte queste cose, cioè un modo diverso di lavorare, anche sacrificando il rapporto umano, perché uno andava dal barbiere, scambiava due chiacchiere. Oggi tra la badatura che ha il parrucchiere o il barbiere che ti taglia i capelli, tra cui la mascherina che devi usare tu, è difficile anche quel rapporto umano. Quindi da questa situazione usciremo in modo diverso. Quello che è il dato drammatico è che le piccole imprese, diciamo, non tanto nel mondo dell'artigianato, quelle che vanno a rimorchio del servizio alle persone e alle famiglie, o che operano nel settore dell'alimentare, o quelle che poi assistono tutto il processo produttivo, quelle avranno i loro spazi produttivi. Invece le piccole botteghe, quelle che sono dedicate, diciamo, al genere più di lusso, e queste soffriranno. Poi quelle che stavano decollando, che avevano, cioè, non dimentichiamo che l'Italia stava venendo da una crisi che durava più di 7-8 anni, quindi unisci le difficoltà di questi 8 anni di crisi alle difficoltà che si sono subito presentate con la chiusura totale, quindi con la difficoltà di fare fatturato. Questo ha accelerato anche alcuni passaggi, no? Noi abbiamo anche scoperto, stiamo cercando di monitorare, che in alcuni casi questa crisi ha accelerato la chiusura di coloro che rimanevano ancora aperti in attesa di avere un ricambio generazionale, no? Cosa che in particolare in questo periodo non si verifica. Eravamo prima in difficoltà, ma ancora lo siamo di più, che quando parliamo di ricambio generazionale nel mondo delle imprese artigiane non avveniva e non avviene sempre tra padre e figlio, ma avviene anche tra l'azienda, tra il titolare e il suo capo officina, che alla fine del percorso del titolare subentra nella conduzione. Oggi questo, un po' per questa crisi e per questa paura anche delle conseguenze sanitarie, questo fenomeno è momentaneamente scomparso. Io vorrei definirla solo così, sperando che poi alla fine la gente abbia voglia di tornare a discutere, di mettersi in proprio, di scommettere sulla propria capacità di stare, oggi la parola grossa è il mercato, ma di stare in equilibrio economico, facendo un'attività che dia dignità, dia un po' di marginalità economica, e dia anche dignità a chi lo fa e che consenta di mantenere e far crescere la propria famiglia. Sì, la propria famiglia e il proprio paese, che effettivamente sarebbe l'ideale, no? Dare anche una prospettiva di futuro anche a questi ragazzi, ai giovani soprattutto, perché altrimenti sono portati ad andarsene. Forse io penso, dimmi. Prego. No, io penso che forse parlavi di questo lavoro che hanno fatto anche gli artigiani nei momenti anche di crisi, quindi di questo lavoro prezioso, questi servizi che hanno dato nel momento anche di lockdown, no? Forse si è tornati a quel senso di solidarietà che, come dicevamo prima, era ben presente, diciamo, nel passato, in particolare quando appunto tuo padre ha iniziato le attività. Forse in questo momento si è potuto di nuovo risentirlo in qualche modo, o almeno la speranza, no? Che ci ha portato a pensare questo, nonostante le difficoltà, nonostante veramente il momento non facile che stiamo vivendo, ma c'è sempre l'auspicio che da questa cosa, dalle crisi così profonde, poi ci sia la rinascita anche di certi valori, no? Io mi auguro che la conseguenza diciamo, fra le tante conseguenze di questa difficoltà sanitaria, ma che poi si trasforma anche in difficoltà economica, finanziaria, poi si trasformi anche in un'opportunità dove si possa recuperare alcuni valori e capire quanto sia necessario anche riprendere in mano. È vero che oggi nei piani europei si parla di trasformazione digitale, però io credo che
è vero che ciò avverrà ed è un processo che non si ferma, però ad esempio se tu vuoi aggiustare una luce che non va, un frigorifero che non funziona, non è che ci metti sì il digitale perché vai a vedere la componentistica e vai a vedere, ti leggi gli schemi, però ci vogliono le mani, un modo e anche il computer di cui ciascuno di noi è dotato per volontà divina, che sa ricordarsi la casistica, cosa ha fatto la scorsa volta, cioè in un'altra situazione analoga, che sappia gestire le situazioni per poi sostituire il pezzo e fare questi interventi. No? Io devo dire che ho a fianco al nostro capannone ci sta un'azienda di giovani ragazzi che si occupano di impianti elettrici e impianti idraulici. E devo dire che la grande soddisfazione quando sono stati chiamati in emergenza a allestire il reparto di terapia intensiva presso l'ospedale Catinara in emergenza, tornavano a casa soddisfatti perché oltre alla certezza, la tranquillità di aver fatto il proprio lavoro, aver guadagnato il giusto per mantenere la propria famiglia, ma di aver fatto qualcosa che dava un'opportunità in più alla società di rispondere a quello che era la richiesta sanitaria. E poi tornavano in capannone e io li vedevo, avevano già organizzato, tanto per dire che il mondo del lavoro sa organizzarsi, anche il momento di convivio, che al ritorno, non potendo andare nei bar, avevano organizzato un tavolo largo, il distanziamento, prima che arrivasse il DPCM, i guanti per tagliare il salame, era tutto messo in regola per alla fine della giornata dire abbiamo fatto un bel lavoro, ci scambiamo poi si scambiavano anche le esperienze, come hanno collegato questo, quest'altro, ed è quel momento di formazione che è vero che oggi si fa anche con lo strumento con cui siamo collegati io e te, ma fatto in persona e unito poi al bicchiere, alla birra o alla fetta di salame, credo che dà un ritorno diverso. Cioè, sicuramente. Senti, secondo te quali sono gli investimenti necessari in questo momento proprio per una ripresa che sia duratura? Noi potremmo, la prima cosa che potremmo fare, credo, è quella di dire facciamo un piano di recupero, di efficientamento del patrimonio edilizio e residenziale, dove ci abitiamo, perché questo cosa ci può fare? Crea del lavoro su un mercato interno in questo momento, praticamente il comparto dell'edilizia porta con sé il 60% del mercato interno, ci consente di avere delle case più accoglienti, delle case anche meno dispendiose sotto il profilo energetico e ci consente di dare una mano all'ambiente esterno. Fatto questo, allora questa spero che a fine del 2021, solo nel 2021 si venga a capo di questa situazione, dovremo ristrutturare, riqualificare e efficientare tutto il patrimonio immobiliare che in parte quello che viene utilizzato per il manifatturiero, i capannoni dove si produce, le case e gli stabili dove si riceve gli ospiti che vengono dall'estero a visitare la nostra montagna, i nostri bei luoghi, i nostri bei vigneti, i vigneti o al mare, quindi efficientando anche questo patrimonio. Poi questo creerebbe anche un equilibrio, un minore inquinamento e quindi una migliore offerta sotto il profilo turistico. Poi se valorizziamo anche l'agroalimentare, che anche lì c'è una componente dell'agricoltura, ma c'è una componente anche artigianale, perché questi prodotti locali, cosiddetti questi prodotti di base chilometro zero, vengono trasformati nel sapienti in pani o in prodotti che poi entrano nelle nostre case. Questi sono gli interventi che
nel momento di massima emergenza quelli che potremmo fare che diciamo non ci potrebbero dare un ritorno più immediato, sia in regione che in questo sia a livello nazionale. Lo Stato ha stanziato risorse questa volta non risorse non in modo diretto, ma attraverso dei bonus fiscali che ci auguriamo quanto prima si possano utilizzare con un percorso semplificato. Ecco, queste misure. Poi nella nostra regione, che abbiamo una bellissima offerta sia per quanto riguarda il turismo marino, ma anche quello montano, ma anche quello collinare o quello legato all'agricoltura, all'economia legata al vino, all'agroalimentare, no? Quindi con zone di eccellenza, non dico solo il Coglio, la zona del Coglio, ma anche possiamo San Daniele per i prosciutti e tante altre zone, insomma. Ecco, quindi sotto questo profilo dobbiamo cercare di puntare a questa valorizzazione, che però ha un po' di limiti, perché tutto questo il turismo, tutto questo dipenderà molto da ciò che avviene in Europa. È chiaro che questa fase deve essere pensata intanto per un turismo locale, cioè nazionale, perché è difficile che presente questa possibilità di contagio e gli stranieri vengano come una volta. Poi di fare un bagno al mare, prendere un po' di sole da noi, forse li convincerà che anche a prendersi qualche piccolo rischio. Sicuramente, dovremo un po' convivere però con questa cosa, stando naturalmente attenti, ma dovremo un po' convivere perché altrimenti si blocca anche tutto, no? Allora ci dicono come comportarci e dobbiamo rispettare queste regole di base alla fine, auspicando che così si possa continuare ad operare, a lavorare. Tu parlavi di efficientamento energetico e parlavi anche di sgravi fiscali. Mi è venuto in mente proprio adesso di chiederti come siamo, nel senso si sta procedendo, c'è richiesta da questo punto di vista, il privato può accedere facilmente a questi sgravi fiscali oppure è ancora difficile? No, diciamo che vista la partita che si giocherà in termini anche di risorse fiscali, quindi di rinuncia a eventuali tasse che il governo nazionale fa, è ancora complicata. Ma è complicata anche perché era la prima volta che si scarica a terra un provvedimento del genere. C'è la necessità di aggiustare il tiro, perché ad esempio è molto più facile raggiungere economie di scala e quindi vantaggi sulle costruzioni, sui condomini, che non sulla singola abitazione, perché diciamo forse il legislatore, ma non era neanche facile, non è per fare un'accusa, diciamo, non ha tenuto conto quanto più favorevole sia il ragionamento sugli edifici plurisidenziali che rispetto alla singola unità abitativa. C'è molta aspettativa, c'è molta molta informazione non corretta. Oggi noi diciamo che su questa partita siamo dal 18 di luglio, mi pare che sia la data di conversione del decreto, che ci stiamo lavorando per capire. Sono in corso ancora l'emanazione di alcuni decreti attuativi, di circolari esplicative, ma credo che questa partita si giocherà, secondo me, i primi interventi avverranno nel 2021. C'è l'intenzione di chiedere al governo una proroga e credo che lo faranno. Il tema la difficoltà grossa che avremo dopo aver superato quella burocratica e a chi fa eseguire i lavori, visto che il settore edile, in particolare nella nostra regione, il comparto legato all'edilizia, viene da una riduzione delle persone addette da 18.000 a circa 5.500-6.000 addetti su tutta la regione, per cui
questa fase, dopo, siccome questa opportunità sarà data in Friuli, ma nel Veneto, in Calabria, in Sicilia, in giro per tutta l'Italia, è chiaro che non è che potrà avvenire come durante il terremoto, no? Che puoi spostare la manodopera da fuori e portarla qui, che forse ci farebbe anche bene, perché è stata l'ultima ondata di crescita demografica per la nostra regione, no? Perché visto che è stato un calo demografico, almeno avremo una immigrazione proveniente dall'Italia, ci farebbe bene. È un altro dei problemi, effettivamente, questa regione che già è piccola di per sé e che si chiede molto alla regione perché deve essere competitiva, perché deve avere una sua autonomia, però deve fare i conti anche col calo demografico che è consistente da parecchi anni. Allora, tornando, ecco, il fatto della mancanza di manodopera mi porta a farti un'altra domanda, che è quella inerente proprio all'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro e l'aspetto formazione. Per cui è proprio questo il fatto, no? Vuol dire che la richiesta, cioè vuol dire che le due cose, offerta e domanda, non riescono ad incontrarsi. No, diciamo che in particolare in questi ultimi anni, ma i settori che non riescono ad avere rispondenza fra offerta formativa e richiesta nel mondo del lavoro sono il comparto dell'edilizia in genere, cioè dove dal muratore al carpentiere, al falegname, all'idraulico, all'elettricista, e se vai nella meccanica al meccanico di precisione, il montatore di tutto ciò che noi costruiamo. Perché? Perché sta passando l'idea che tutto si possa fare in modo digitale, però poi alla fine è vero, abbiamo i grandi torni, il controllo numerico, le macchine 3D, le stampatrici 3D, però questi pezzi poi devono essere assemblati e hanno bisogno sempre della conoscenza e della presenza e della manualità dell'uomo. Per cui non è facile, perché gli istituti anche ci sarebbero, perché gli istituti professionali di primo e secondo livello, di formazione di secondo livello ci sono, ma non sono i giovani non vengono attratti da questa offerta formativa, non vengono spinti verso questa offerta formativa. Quindi abbiamo dei gap importanti, perché ci sono professioni che troverebbero posto di lavoro, troverebbero anche una remunerazione adeguata, perché in questi settori le paghe seguono il merito, non solo il merito, la capacità e la disponibilità, e non solo il minimo salariale. Per cui, cioè, convincere che la scuola è un elemento di base, perché uno che ha frequentato gli istituti tecnici, si è diplomato e poi fa delle specializzazioni, accelera il percorso di inserimento nel lavoro. Poi, in particolare, la grande difficoltà, magari trovare persone che escono dagli istituti tecnici che vanno su un torneo a controllo numerico, lo puoi anche trovare, però poi chi va a assemblare, che ha voglia poi di sputtarsi le mani, è un po' più difficile. Io spero che anche le famiglie capiscono che fare il tecnico non vuol dire solo lavorare col computer. Giusto. Giusto, bisogna anche recuperare quella manualità che manca. Allora, secondo me la scuola deve dare la cultura, perché tu hai detto un concetto molto importante, che manca se generale, la cultura, esatto. Che poi la cultura serve poi anche per formare degli uomini, dei cittadini, che poi anche tra questi uomini cittadini che si deve formare anche la classe dirigente, perché oggi è importante tornare ad avere una classe dirigente all'altezza, preparata, che non sia solo frutto di 100 like, di mi piace, che per un caso fortuito di una piattaforma ti possono portare fino al Parlamento. Io credo che anche in queste giuste, diciamo, nel ricoprire queste cariche, che sono molto importanti, perché noi abbiamo bisogno di una classe politica che sappia pensare oltre
il proprio mandato, che sappia pensare come declinare, gestire il presente e declinare il futuro. No? Quindi la cultura come fatto personale, come capacità di apprendere, di conoscere, di avere coscienza piena del lavoro che fai e poi alla fine diciamo questa manualità, questa specializzazione è sicuramente premiante. Quindi io dico che questo è il grande sforzo che il mondo della scuola deve fare. Ma teniamo presente, noi ecco, siamo diciamo secondi solo alla Germania per alcuni aspetti, perché la Germania, proprio sentivo oggi, gli servono circa 350.000 tecnici all'anno, perché poi chiaramente c'è il percorso della vita che vanno in pensione e ne formano circa 300.000, quindi riescono a recuperare, poi ci sono delle stagioni in più. Mentre da noi, diciamo, la scuola è molto valida, secondo me, nonostante rispetto alla preparazione di base, perché poi vedi quando anche i nostri, la specializzazione, la formazione specialistica, quando i nostri laureati vanno all'estero, trovano lavoro, perché questo vuol dire che la nostra scuola non è specialistica come quella anglosassone americana, però poi alla fine ti danno la risposta in qualsiasi momento, perché una formazione culturale di base basta, apre anche la testa e ti porta a saper ragionare e a trovare, individuare problemi e trovare la sua soluzione. Quindi, sono sicura al 100% questo. La scuola, ecco, dovrebbe provare anche, invece di farli tutti laureare, magari trovare dei laureati magari soddisfatti perché poi non trovano occupazione, sarebbe importante avere anche dei tecnici che hanno il diploma, ma poi ci sono anche gli istituti tecnici di secondo livello che gli danno un'ulteriore specializzazione, poi questi sicuramente trovano lavoro. A me è capitato di incontrare due ragazzi, no? Mi piace sempre raccontarlo, in un lavoro in cui noi stavamo facendo un revamping di una centrale idroelettrica e un giorno ho visto arrivare col camion tutti i pezzi e nella fase di montaggio ho visto tre giovani tecnici, no? Ma ho chiesto a uno di questo, dico, come pensate di procedere, no? E questo mi fa, ma parla con l'ingegnere davanti, no? Che era quello che dava a disposizione. Io pensavo questo fosse un dire, riconoscere un ruolo al capo, no? Cioè il capo chiamato ingegnere per un po' a stile di burla. Poi alla fine ho scoperto che questo era un ingegnere che aveva abbandonato un posto fisso in Finmeccanica, che era venuto in questa officina, però aveva preteso nel suo contratto ogni 4-5 lavori che lui progettava, uno doveva andarselo anche a montare. Per cui dice così, conosco anche gli errori che ho fatto nella progettazione e conosco anche come si monta. Io questo mi ha fatto veramente, cioè, saranno queste le eccezioni. Poi alla fine dei tre ce n'era uno solo diplomato e due laureati. No? Quindi si sporcavano le mani col grasso, con l'olio e che erano lì a montare ciò che loro avevano progettato col computer. Beh, fa piacere, fa molto piacere questo, perché significa essere umili e mettersi sempre in gioco. No, questo mi ha detto, guarda, poi dopo siamo entrati in confidenza e ho detto, guarda, tu hai l'età di mio figlio, poi posso darti del tu. Dice, guarda, questa è veramente una soddisfazione, cioè assemblare, mettere in funzione ciò che abbiamo progettato, abbiamo pensato. E così, se domani divento capo commessa in una cosa più grande, so come si fa. Giusto, corretto. Allora, innanzitutto arrivano qua un po' di saluti, insomma, della signora Liviana Vecchiette, della Caterina Liberato, insomma, ci salutano. Grazie. Dopo se arrivano anche domande, naturalmente te le porrò man mano che arrivano. Senti, c'è una persona che è particolarmente sensibile, che è vicino un po', che conosco, è particolarmente sensibile all'aspetto ambientale. E tornando un po', hai parlato di efficientamento energetico, però mi dice, esiste una sensibilità
ecco, verso l'efficienza energetica e l'uso di energie rinnovabili nelle aziende, quali sono a tuo parere le principali barriere che ostacolano una conversione ecologica per le imprese? No, allora, diciamo, esiste una sensibilità ecologica che diciamo, ha due origini. Una, diciamo, capendo che ciascuno di noi vive nell'ambiente, per cui non è che dice non è interessato al ragionamento. Poi c'è una motivazione di carattere economico, perché fare dell'efficientamento vuol dire dei risparmi anche nella gestione ordinaria della propria casa, della famiglia, e quindi avere più risorse per dedicare magari all'istruzione del figlio o per dei risparmi per avere una disponibilità di risorse anche per fini diversi. Quello che secondo noi per un bel periodo ha inceppato un po' questa crescita di questa cultura ecologica è stato l'approccio esasperato di alcuni movimenti cosiddetti ecologisti che, non conoscendo la dinamica dell'ambiente, come si possa convivere con l'ambiente, avevano estremizzato e avevano talmente esasperato le persone che poi alla fine ragionare contro e fare alcune cose contro era diventato proprio un modo di reagire, no? In realtà abbiamo capito tutti, no? Perché siamo tutti testimoni che l'Italia, diciamo, è riuscita a fare il ponte di Genova in 2 anni, ma realizzando un capolavoro, ma nel corso dei precedenti 50 anni non si era più interessata alla manutenzione ordinaria di quel ponte, che era comunque un'opera d'arte ed era un'opera di ingegneria calcolata per i tempi, perché era stata calcolata per 12.000 sollecitazioni, ne aveva 36.000 l'ora, quindi era evidente che bisognava intervenire. Ecco, questo lì noi difettiamo, perché facciamo belle opere, però la gestione ordinaria non si fa, no? Perché se tu devi ricalibrare un torrente, se devi liberare di vegetazione spontanea che nasce, hai una serie particolare di situazioni che alla fine nessuno le fa. Allora, questo aveva creato una tensione, perché ad esempio io che vengo da come voi, venite abbiamo la fortuna di vivere, diciamo, vicino alla campagna, dove c'era un torrente, ognuno si prendeva cura del suo pezzo di argine, tagliava gli alberi, teneva pulito, e quindi quando arrivava la piena non c'erano problemi, no? E quindi ecco, oggi c'è questo ritorno, un po' perché c'è la necessità di recuperare le legna, che poi sono quelli che ti possono dare il caldo con meno inquinamento, l'effetto economico, e poi il gusto anche di vivere in un ambiente pulito, ordinato, diciamo gradevole, ecco. Certo, importante. Quindi c'è questa cosa anche nel mondo del lavoro, insomma, non è una volta, cioè c'è il recupero, si cerca di inquinare il meno possibile, recupero degli oli esausti, c'è tutta un'economia di riciclo, degli imballaggi, c'è una sensibilità diversa. Io credo che la partita green, ecco, quello che manca invece, e questo manca nelle famiglie, che io che mi sono occupato un po' dei temi dell'economia green, che è la prima forma di energia rinnovabile, è un utilizzo razionale, cioè il risparmio. Mm-hmm. A tempi miei si spegneva la luce quando si usciva, adesso forse sei in ufficio, col fatto che non la paghi più, non la spegni. Se in un edificio pubblico ancora c'è stato un periodo in cui proprio nessuno si preoccupava, allora adesso c'è anche, e qui credo che la scuola e le famiglie possono veramente hanno un ruolo importante, cioè dire, se tu parti dal fatto che l'energia che non consumi è la prima fonte di energia rinnovabile, è il dato culturale che ti permette di sviluppare questa cultura e questa economia. Vero.
perfettamente vero. Anche tutti gli elettrodomestici che rimangono in stand-by, ad esempio, hanno sempre una corrente minima, no? E bisognerebbe creare una situazione per cui effettivamente va in risparmio energetico, è fondamentale questo. Anche perché tenere stand-by non è che oggi magari sono tutti a consumo energetico controllato, a basso consumo energetico, per cui diciamo, però alla fine anche la progettazione degli impianti, la linea dove sono collegati la lavastoviglie, la lavatrice, cose di questo genere, se tu hai un interruttore unico, è chiaro, togli la corrente, quindi queste LED, diciamo anche queste spie non consumano. Poi evitano che in caso di scariche atmosferiche venga bruciato. Insomma, c'è tutto poi una volta ci insegnavano, no? Dal frigo non puoi togliere la spina, ma dalla lavatrice e dalla televisione la forma più sicura di protezione e di risparmio è staccare la spina, la spina, no? Per cui però bisogna avere voglia, tempo, cultura, questo un po' più di attenzione, diciamo, sì, no? sì. Così in generale. Sai, mi è Abbiamo venuto in mente prima che parlavi di una classe, tornando un attimo, facendo un passetto indietro, di una classe comunque imprenditoriale preparata, mi è venuto in mente proprio una proposta che ha fatto un anno fa circa Riccardo Illy a Gorizia, che ha detto mi piacerebbe realizzare una scuola per dirigenti. E mi sembra che sarebbe opportuno formare anche quelli, come dicevi tu, e volevo solo darti questo là perché lui l'ha pensata questa cosa e trovo effettivamente che sarebbe una bella idea da realizzare anche nella nostra regione. Oggi, allora, è una scuola per dirigenti, comporta due cose. La prima, diciamo, quello che manca oggi non è la formazione di un bravo ingegnere, di un ingegnere o di un commercialista o un responsabile delle finanze dell'impresa. Quello che manca oggi è una scuola dove tu possa in qualche modo scaricare a terra anche le tue conoscenze, dove cominci e impari a prendere ti assumi le responsabilità sempre più graduali, ma e cominci a capire come si possa condurre un'azienda. C'è una scuola a Trieste importante, che è il MIB, c'è una scuola, ci sono le due università presenti, anzi sono 3 università che abbiamo in questa regione. Siamo anche fortunati e questi potrebbero anche fare delle scuole di specializzazione, però poi alla fine questi devono fare un percorso con le aziende dove l'azienda sia disponibile. Intanto deve dire mi serve un ingegnere o un responsabile finanziario perché deve fare questo, cioè la motivazione per cui va in azienda e lì comincia piano piano a mostrare le sue competenze e comincia quel percorso di assunzione di responsabilità, di capacità di scegliere in tempi veloci, tenendo presente che la cultura oggi della scelta della responsabilità dovrebbe avere anche un ritorno sul sociale, cioè dire io non posso immaginare, dobbiamo liberarci da quel concetto dove si dice io rimetto a posto un'azienda tagliando posti di lavoro, perché poi alla fine di questo percorso ci sarà anche sicuramente la digital, io parlo perché vengo da un settore dove difficilmente l'uomo può essere sostituito dalla macchina, o in parte viene sostituito, ma l'uomo alla fine del processo c'è sempre, no? Per cui, anche perché questo sistema di globalizzazione e di velocizzazione, dove ci ha portato ad essere anche masochisti, nel senso che alla fine a forza di tagliare posti, a forza di lasciare gente a casa senza lavoro, mettere in difficoltà, poi distrugge il mercato, perché i consumi chi li fa? Li può fare chi può guadagnare, può spendere. E allora dopo dobbiamo fare la rincorsa a meccanismi che va bene il reddito di inclusione, di emergenza, perché quando ci sono situazioni bisogna essere, ma certamente si arriva alle aberrazioni del reddito di cittadinanza che ha prodotto cioè una mentalità che non funziona. Magari è nato come progetto
con ritorni solidari, però poi non si è dimostrato tale, perché chi dà dignità a un uomo è solo il lavoro. Lavoro, sì, Solo vero. il lavoro, perché non possiamo immaginare, per l'incompatibilità economica, ma anche per diciamo la distruzione dell'uomo, delle sue, quella di dire che tu puoi vivere senza lavorare. Cioè, il lavoro deve essere uno strumento in cui uno realizza se stesso, fa qualcosa per sé e per la società, e quindi diciamo non crea problemi sociali, perché le persone che non possono lavorare credo che siano un problema per loro stessi, ma anche un problema per l'intera società. Allora, questo dovrebbe essere il vero obiettivo. Dirigenti che sappiano assumersi la responsabilità, che sappiano valorizzare chi sa fare e che puntino sullo sviluppo, e spendere parecchio anche per dare delle chance ai giovani, che chi ha i fondamentali, perché non tutti ce li hanno, no? Chi ha, il buon Dio gli ha dato la capacità di fare, di mettersi in discussione, la capacità di decidere, la capacità di proporre, quelli devono provare a fare l'imprenditore. Bisogna aiutarli. Giusto, condivido, anche perché la nostra Costituzione, parto da lì, ha dato delle indicazioni molto importanti. Bisogna creare le condizioni perché una persona metta a disposizione della comunità, della società, dello Stato le proprie competenze. Bisogna che si crei... Esatto, sul lavoro. Sul lavoro. È molto bella. È molto bella, partendo da lì è veramente una lettura interessante e comprendere il significato di quei passaggi lì. Senti, in questo momento qual è la condizione anche delle nostre aziende per quanto riguarda il rapporto con l'estero? Con chi esporta molto all'estero, qual è la situazione in questo momento? Ma diciamo all'estero è un po' complicata, perché il mio settore andava all'estero, diciamo, con la subfornitura legata alle grandi commesse di grandi player, no? Perché poi alla fine sia nel settore della manifatturiero, ma anche nel settore del mobile e dell'arredo, in questo momento molte commesse sono ferme, e quindi l'estero, che per anni ha salvato l'Italia, perché l'Italia era in crisi, gli altri paesi avevano recuperato, e quindi aveva trainato almeno cioè l'economia che è rivolta all'esportazione, in questo momento è in difficoltà, ma come lo è la nostra, cioè alcuni settori strategici come la meccanica, dove siamo leader, è chiaro che questi tirano, ma sono nicchie. Cioè, bisognerebbe che l'economia europea, mondiale, tornasse a tirare e tornasse a girare, quindi alla fine anche la piccola impresa viene trainata. Sul mercato interno dipende da noi utilizzare alcune risorse per creare economia, volano e sviluppo, e in più se ci mettiamo una maggiore attenzione anche, diciamo, al sociale, a come vengono utilizzate le risorse del nostro paese, credo che qualche risultato in più lo otterremo. Oggi bisogna anche cioè riprendere il gusto dell'assunzione di responsabilità, e due, diciamo, iniziare oggi una politica per la famiglia, poi facciamo la famiglia di fatto naturale o quello giuridica, quello che volete, però una politica sulla famiglia che poi che ci porta poi anche a valorizzare una politica demografica, perché se lo facciamo oggi i primi risultati li abbiamo fra 20 anni. Nel frattempo dobbiamo gestire una popolazione che sta sempre più invecchiando, una popolazione dove 3 lavorano, 10 non lavorano, e quindi i costi di questo sistema socio-assistenziale sono sempre più complicati. Poi io mi auguro che finita questa emergenza si valorizzi anche una classe dirigente di amministratori sia politici che locali, che tornino a prendere il gusto di occuparsi della cosa pubblica e possono veramente gestire il presente e una programmazione per il futuro. Vero.
E senti, qual è in questo momento a livello regionale? Cioè, com'è l'andamento delle nostre aziende nelle diverse ex province, diciamo? È differente? C'è qualche zona che risente di più della crisi o meno? Diciamo le zone che risentono più della crisi in questo momento sono l'Udinese, cioè l'ex Mm. provincia di Udine, ma in alcune zone, perché in alcune zone particolari, in alcune zone come ad esempio un dato controtendenza ci arriva dalla Carnia, diciamo che ha segnali meno negativi, poi diciamo la zona legata anche al distretto della meccanica e della zona di Codroipo, che è un po', viene trascinata un po' dalla provincia di Pordenone, dove ci sono dei segnali non positivi, ma leggermente negativi, quindi sono in fase di recupero. Una zona che va molto bene per il nostro, molto bene, ha mantenuto i livelli pre-crisi, sono Trieste, e in parte l'area di Monfalcone un po' legata anche ai cantieri. Mm. Diciamo che il l'Isontino e l'Udinese, la Bassa Friulana e diciamo anche la zona della periferia di Udine stanno soffrendo. Soffrono anche, in particolare anche perché il commercio sta soffrendo in maniera esasperata e quindi ci trascina perché c'è una serie di mercati trainati e trainati che a loro volta diventano trainanti e quindi non funziona neanche la domanda interna. Questo un po' anche perché abbiamo questo dato demografico ha di molto diminuito il tessuto produttivo e quindi è chiaro che meno aziende, meno posti, quindi poi cosa inducono? Cioè che i giovani poi si trasferiscono, vanno fuori provincia, quando va bene vanno in altre province, poi il più delle volte si trasferiscono fuori all'estero, quindi abbiamo veramente innescato, stiamo vivendo un momento complicatissimo, no? Perché tutto ciò che facciamo di formazione poi lo spendiamo noi e lo diamo agli altri paesi o alle altre regioni, quindi qui veramente la politica deve fare un grande sforzo, la società, la classe politica dirigente, non solo la politica a chi poi intesa come amministrazione regionale, comune, ma la classe dirigente in genere deve fare uno sforzo comune per capire dove va a finire e dove va a parare, quali sono le possibili vie di ripresa di questa regione. Certo. Senti, una curiosità perché ci sono molte donne che ci ascoltano, molte artigiane. Come sta andando proprio le attività artigianali al femminile? Questo devo dirlo con orgoglio, diciamo che se c'è un dato negativo, positivo di crescita nella demografia del mondo artigiano, devo dire che questo rappresenta l'imprenditoria declinata al femminile. Avevamo prima del famoso 8 marzo, della chiusura di marzo, avevamo un dato del 6-7% più 6-7% di crescita, di nascita e di sviluppo di imprese declinate al femminile. Questo è un dato che un po' necessitato dallo Stato, cioè molte persone che hanno perso il lavoro si sono reinventate con imprese declinate magari monocellulari, ma molte anche hanno creato delle imprese magari in forma societaria, unendo più donne e hanno in alcuni settori particolari che tornano in alcuni mestieri antichi, tipo sartoria, sarde, addirittura anche in alcune tipo calzolai e molte diciamo anche in alcuni settori, in particolare anche nell'edilizia, abbiamo avuto l'ingresso di alcune donne come piastrellisti, come levigatori o come diciamo realizzatori di pavimenti particolari, ad esempio il seminato veneziano. Io ho visto all'opera due ragazze, veramente ha fatto piacere, no? Poi
ecco, devo dire che le donne in questo momento sono più attrezzate rispetto ai maschi a fronteggiare le crisi. Bene, aspetta che Ginevra sono lì. Allora, mia figlia che mi parla. È positivo. Quindi tu hai già dato, sei alla prima. Sì, è una, 11 anni, sta facendo la prima media. In questo momento di lockdown, cioè dopo il lockdown, e adesso ha cominciato questo percorso. Speriamo che vadano avanti. Allora, adesso mi ha fatto perdere un attimino il filo. Allora, volevo anche dire questo. Cosa ne pensi in questo periodo si sta parlando sia a livello regionale, ma anche a livello di municipalità, quindi comuni, della zona logistica semplificata. Volevo capire da te cosa ne pensavi di questo strumento. No, intanto diciamo mi fa piacere che anche il decisore, sia politico a livello regionale che a livello nazionale, abbiano capito che questo potrebbe essere uno strumento che ci consenta anche di riprendere quel ruolo, diciamo, di economia di trasformazione che è stata la grande risorsa del post-guerra. Cioè che delle merci che vengono qua, dei semilavorati che poi qui possono essere assemblati o ulteriormente trasformati per poi diventare prodotto, e quindi entrano in queste zone logistiche semplificate dove ci sono alcuni vantaggi di carattere fiscale, cioè che devono essere comunque, creano anche un'economia particolare, vengono trasformate e vengono nel periodo in cui sono in esenzione fiscale. Credo che questo sia uno dei modi per dare risposte ai continui, perché noi in questo momento abbiamo parlato molto, si è parlato molto della via della seta. Però diciamo tutta questa concorrenza anche un po' sleale, nel senso che il costo della manodopera o le pretese o i diritti riconosciuti ai lavoratori cinesi sono molto diversi rispetto ai nostri. Quindi è chiaro che noi non possiamo vedere solo i container che arrivino, o allora se arrivano questi container la fase finale la facciamo noi e magari li rimandiamo via mare dove devono andare. Quindi queste zone facilitate sotto il profilo fiscale, degli adempimenti fiscali, del pagamento di eventuali dazi o IVA, è un tentativo di mettere la regione nelle condizioni di rispondere. Perché io mi ricordo prima della caduta del muro, ero un ragazzo che magari anche noi ci credevamo che questa caduta del muro avesse riportato questa nostra regione al centro della Mitteleuropa, ma in realtà siamo diventati una zona periferica. Per fortuna diciamo i nostri genitori, quelli che erano prima di noi, hanno investito sulle infrastrutture portuali e sulle infrastrutture anche ferroviarie, che ci permettono oggi di avere un ruolo, perché il porto di Trieste sicuramente ha un futuro, il porto di Monfalcone e anche quello di Porto Nogaro, perché essere pronti oggi in questo momento crea delle enormi possibilità. Poi ad esempio la posizione strategica del porto di Trieste rispetto al nord e all'est dell'Europa verso la Russia, quando tutto il mondo, e ci auspichiamo che si tranquillizzi sotto il profilo politico, ecco che questa è un'opportunità. Diciamo Trieste gode anche di un vantaggio competitivo perché le zone franche ce l'aveva già da parecchio tempo, dal tempo di Maria Teresa, dall'Austria, che queste non esistevano, ma non sono state utilizzate dal post-guerra in poi. Ecco che quindi parlare anche di queste zone logistiche semplificate potrebbe dare una spinta sia all'Isontino, all'ex provincia di Gorizia e quindi alla Bassa Friulana, anche al Friuli, insomma, fino a poi zona pordenonese, però più ci allontaniamo più diventa complicato
cioè mantenere competitività allungando la distanza è un po' complicata. Però insomma speriamo il primo passo sia in Regione che in Parlamento si è fatto, e speriamo che un provvedimento che esca puro sangue non esca poi mulo alla fine esatto. del processo legislativo, no? Ecco, quindi io sono sempre fiducioso sulle novità. Ma sì, ci si augura, è proprio questo che ci si augura e si chiede a chi ci rappresenta di portare avanti un valido progetto, che non sia, diciamo, una via di mezzo, ma che sia una cosa utile al territorio, no? Ecco, veramente utile. Territorio, sì. Perché poi alla fine questa regione, 3 porti attrezzati, interporti, e situazione diciamo anche sotto il profilo della ferrovia, se accettiamo il trasporto persone che si ferma a Mestre, no? Sotto il profilo del trasporto delle merci credo che sia veramente uno dei più attrezzati dell'Italia e credo anche dell'Europa, no? Per cui allora, intanto è arrivato qui un messaggio da parte di Laura Norma Daita, che è un'argentina, che ci segue dall'Argentina e dice molto interessante l'intervista a Bravi. Quindi siamo seguiti anche dall'Argentina. Ci fa piacere, probabilmente la comunità Friuli Giuliano dell'Argentina forse ha più abitanti, ci sono più friulani e giuliani e isontini in giro per il mondo che non qui i Friuli Venezia Giulia. Quindi... È vero, verissimo questo. Senti, abbiamo sforato l'ora, io ti chiederei le ultime cose, che innanzitutto i progetti che vuoi realizzare ancora come presidente di Confartigianato, e poi ti chiedo l'ultima cosa, dei suggerimenti che daresti ai ragazzi adesso per trovare il lavoro in questo momento, donne e uomini. Allora, i progetti che noi abbiamo in testa, uno è la gestione dell'emergenza per mettere in tranquillità più aziende possibili. 2, abbiamo un progetto sul credito, in particolare sul credito per le piccole imprese, per il microcredito e piccolo credito. Abbiamo fatto qualcosa di proprio a Gorizia, la filiale di una società istituto di microcredito proprio che avrà come compito finanziare start-up, finanziare la parte di imprese che vogliono di nuove imprese, e poi nella seconda fase ci sarà anche una fase per le famiglie social, e quindi questa nasce a sede di Gorizia e le varie filiali operative su tutto il territorio. Stiamo facendo un consorzio, già costituito un consorzio, perché vogliamo operare in modo diverso anche in rete e in collaborazione per tutti i processi di efficientamento, perché la piccola impresa ha il suo efficientamento energetico, bonus sismico e conto termico, per poter mettere anche le nostre piccole imprese nella possibilità di poter affrontare tutta questa riqualificazione del nostro patrimonio. Poi abbiamo un progetto interessante che è la creazione di Senior House, dove a un certo punto ci sono certi punti di aggregazione per gli artigiani di una certa età, dove ci saranno sia momenti di assistenza, con centri di assistenza primaria e di utilizzo di residenza di emergenza per quelli che derivano da un punto, derivano dal ricoveri ospedalieri, da ricoveri ospedalieri, e poi la creazione proprio di laboratori digitali uniti a quelli tradizionali, dove i nostri non solo il mondo dell'artigianato ma anche di altri mondi che possono ospitare delle scolaresche, in particolare delle scuole delle elementari e delle medie, dove possono essere trasmessi
i movimenti o i principi fondamentali dei lavori manuali, dove la testa deve guidare le mani per ottenere un bel risultato. Torniamo a fare ciò che una volta faceva la scuola, perché io quando ero alle elementari il sabato era dedicato 2 ore, 3 ore alle attività manuali pratiche, dove utilizzando il traforo ci insegnavano a aggiustare la bicicletta che quando forava, alle donne insegnavano cucito o il ricamo, tutte queste cose. Ecco, io credo che in più apriremo, diciamo, questo centro di assistenza dove, diciamo, queste persone che tornano a casa dall'ospedale, che però hanno i figli distanti, possono trovare residenza temporanea e assistiti magari dai loro colleghi, mettendo in condivisione alcuni servizi, cosiddetto oggi lo chiamano co-housing, no? Ecco, tutto questo, diciamo, il primo progetto pensiamo di realizzarlo utile, ma credo stiamo studiando per realizzarne uno anche a Gorizia o in provincia di Gorizia. Speriamo, ecco, queste nuove cose che io, per quello che rimane il tempo del mio mandato, e poi, ecco, una scuola, diciamo, di formazione, ma fatta in un modo semplice per artigiani, per imprenditori artigiani, no? Dove si possono trasmettere, ecco, sempre all'interno di questi centri, dove gli artigiani raccontano l'esperienza, come hanno creato la loro cucina, il loro laboratorio, e come si siano potuti realizzare nel loro mestiere, dando serenità, oltre che contenuto economico, alla propria famiglia, ma anche ai propri dipendenti. Queste sono le mie ambizioni e spero, non solo mie, ma dell'intero gruppo dirigente di Confartigianato, che è variegato, ma che è molto attento, perché poi l'artigiano è un po' come il volontariato. Tu in ogni situazione di volontario trovi un artigiano che poi fa anche il suo momento giusto di declina i valori del bilancio etico-morale che dicono oggi. Invece gli artigiani lo fanno sul campo, andando a cambiare il rubinetto o assistendo, facendo delle manutenzioni all'anziano che oggi non riesce a farlo, e il più delle volte lo fanno anche a titolo gratuito. E questo è uno dei vanti della nostra categoria. Bene, senti, allora innanzitutto ci scrive un'altra persona, grazie, molto interessante, quindi è piaciuto molto questo incontro. Grazie dell'attenzione, perché non è facile farsi ascoltare in questo periodo. No. Perché, diceva il nostro, perché poi sono fonti di sapienza i nostri artigiani, dice che oggi uno di questi, un banco dirigente, ha detto che molti oggi non ascoltano per imparare, ma ascoltano solo perché devono. E quando tu non ascolti per imparare, per confrontarti con gli altri, c'è da cominciare a preoccuparsi. Sai, ti racconto anche questa, perché diciamo, il progetto proprio a livello sociale che volete mettere in piedi è un progetto meraviglioso, lo trovo veramente all'avanguardia in questo momento. E ti dirò che qualche anno fa, come associazione Amis da Monquarine, l'associazione che organizza poi la Viarte qua a Cormons, ma è stato proprio organizzato un piccolo laboratorio di falegnameria per i ragazzi, un doposcuola. E devo dire che ha avuto successo, è piaciuto, quindi i ragazzi hanno bisogno di questa manualità, voglio dire, anche i ragazzini proprio. Ma poi trovi anche, io ho avuto la fortuna visitando aziende, magari il sabato quando c'è da pulire, perché la prima cosa che i nostri artigiani insegnano a pulire è a pulire il laboratorio e a tenere puliti gli attrezzi, fanno desiderare, no? Però poi scopri dei ragazzini che hanno delle manualità fantastiche, che magari poi li vogliamo mandare al liceo e là si perdono, e mentre potrebbero essere dei bravissimi tecnici, perché questi oggi sono i tecnici, saranno i tecnici del futuro. Certo, valorizzare le risorse, le capacità. Allora, due cose. Suggerimento a chi in questo momento, e sono tante anche donne e uomini che stanno cercando lavoro, e ultima cosa che ti chiedo, progetto di Cormons, piazza 24 maggio. Allora, prima sul temi generali. Allora, per quanto riguarda chi ha voglia di mettersi, che oggi
è in cerca di lavoro, ma forse è bene fare un percorso di lavoro alle dipendenze degli altri, poi capire qual è la propria propensione, ma poi quando si è giovane si può credere in se stessi e provare e provare. Quindi potete venire dalle nostre strutture dove troverete tutto il supporto per poter frequentare i corsi di preparazione e poi ricevere tutte le notizie per accedere, per aprire la propria attività e anche per accedere alle provvidenze. Per le donne, diciamo, credo che questo è un invito solo a venire a trovarci, a confrontarci con i nostri anche movimenti donne, dove si parla del lavoro declinato femminile, che vuol dire conciliare i tempi anche con la famiglia, ora credo che sia importante e poi decidere se aprire o meno l'attività. Per quanto riguarda il progetto di Cormons in Piazza, che riguarda la nostra azienda, credo che dovremmo essere vicini all'inizio dei cantieri, perché nella nostra programmazione, che era stato rallentato da questa crisi perché ci ha spaventati, credo che a gennaio, se non ci chiudono di nuovo, partiremo. Molto bene. Bene, io direi, Graziano, che chiuderei qui perché siamo 1 ora e 10. Grazie. È stata una bellissima chiacchierata, veramente costruttiva e interessante. Ti ringrazio tantissimo e arrivederci a presto. Va bene, grazie, alla prossima. Io spero anche di poter venire a Cormons e assieme prenderci anche, goderci il gusto di un buon bicchiere di vino della vostra zona. La Guarda, città ti aspetto. ho imparato da mare assieme a mio padre a frequentarla e la frequento sempre con piacere. A presto. Ti aspetto, a presto. Grazie, sai, grazie. Grazie a te. Ciao, buona serata. Ciao.